Giù le mani dalla marmolada, per cui difenderemo con le nostre unghie e fino in fondo quel confine. Il Veneto si batterà in tutti i modi per non perdere la Marmolada. Casus belli la decisione dell'Agenzia del Territorio di Roma di spostare il confine catastale tra Veneto e Trentino, ponendo fine ad una disputa decennale. Il confine tra le due regioni viene fissato sulla linea della cresta della Marmolada, che da Punta Rocca scende verso il passo Fedaia. Viene così ribadito quanto stabilito nel 1982 da un decreto dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che di fatto assegna il massiccio al comune trentino di Canazei a scapito di quello bellunese di Roccapietore, una decisione che sconfessa il successivo accordo tra gli allora presidenti del Veneto Galan e della provincia di Trento Dell'Ai, che nel 2002 raggiunsero un'intesa sul confine. Trento arretrò cedendo al Veneto la vetta. Sembrava vicenda conclusa dopo decenni di carte bollate, ricorsi, sentenze. Ora invece la marcia indietro con il nuovo tracciato del confine che scippa al Veneto la Marmolada. Canazei esulta, il bellunese già privato di Sappada si prepara alle barricate con il sostegno della regione, che sta valutando tutte le azioni necessarie da intraprendere a livello legale, giudiziario e amministrativo. Ho ereditato una partita di scartoffie da paura, di sentenze contro sentenze e quant'altro. Cercheremo di risolverla. Con il Trentino andiamo d'amore d'accordo e anche con Bolzano, quindi con l'Alto Adige e con Trento. Una questione che deflagra proprio nel momento in cui Veneto e Trentino Alto Adige sono impegnate insieme nel portare a casa le Olimpiadi invernali del 2026 e che riapre l'annosa vicenda degli impianti di risalita sul massiccio. Scrive in una nota l'assessore al turismo Federico Caner: non vorrei che la nuova demarcazione catastale fosse motivata dall'esigenza di rendere possibile il ventilato progetto del comune di Canazei di realizzare un nuovo impianto di risalita alla vetta della Marmolada, tutto in territorio trentino. Si preannuncia una nuova lunga battaglia legale.